Enza Ierna, la Dante Alighieri oggi dialoga con gli studenti e parla di tante tematiche perché si aggiorna anche nella necessità di trattare argomenti che siano loro congeniali. Un incontro che oggi ha quali finalità e come nasce? Sì, oggi l'incontro ha una duplice funzione, quella di parlare con i ragazzi e di dare dei riconoscimenti alle scuole che hanno trattato la tematica della pace, della fiducia e della speranza, perché il 2025 era l'anno internazionale proprio su queste tematiche, e poi anche di parlare della cucina italiana nel mondo, perché attraverso l'enogastronomia unita al turismo enogastronomico riusciamo anche a trasmettere la nostra identità. Evidentemente si sta parlando dei prodotti enogastronomici di qualità del nostro territorio, si sta parlando anche della capacità formativa su questo settore da parte della scuola Niccolò Gallo Sciascia di Agrigento, e quindi di quello che i ragazzi possono raggiungere attraverso una formazione sana e preparati. Come lo avete articolato questo incontro? Sì, l'incontro è stato articolato in vari momenti. C'è stato il momento musicale sonoro, anche perché il titolo dell'incontro era Colori, odori, sapori, voci e suoni del nostro territorio, quindi un aspetto musicale sonoro canoro, più un aspetto relativo alla enogastronomia, quindi correlazioni di particolari personalità che hanno competenze in tal senso, e poi anche si è parlato come i prodotti agricoli, i prodotti del nostro territorio possono servire anche nella pittura, perché invece di utilizzare magari colori acrilici o colori diciamo creati, si realizzano dei colori attraverso i prodotti della nostra terra. Giovanna Pisano, dirigente scolastico dell'Istituto Gallo Sciascia, che oggi è impegnato con i propri studenti a parlare di tematiche anche nuove, nel senso che comunque è difficile riproporre tutti questi temi insieme: odori, colori, sapori, musica, la riscoperta dei cinque sensi attraverso uno studio innovativo. Ce ne parli? Sì, grazie alla collaborazione sempre attiva con la sezione di Agrigento della Dante Alighieri, oggi possiamo realizzare questa giornata, che è una giornata di arricchimento culturale notevole, non solo per gli alunni del Gallo Sciascia, ma anche per tante altre scuole della provincia che oggi ospitiamo nel nostro auditorium. È un momento di crescita, è un momento di arricchimento, è un momento molto significativo, perché con questi incontri noi vogliamo dare quel valore aggiunto ai ragazzi che permetta di avere una cultura ampia, che valorizzi tutti gli aspetti del quotidiano e valorizzi tutti gli aspetti e le potenzialità che il nostro territorio agrigentino, il nostro territorio italiano ha. Infatti oggi si parla di Made in Italy, ma si parla di Made in Italy come eccellenza, come possibilità di affermarsi nel mondo grazie alle risorse dal punto di vista del culinario, dal punto di vista artistico, sempre nel rispetto dell'ecosostenibilità che ci caratterizzano. E allora i ragazzi, con questi incontri, noi vogliamo fornire quelle notizie, quelle informazioni, anche quelle curiosità che normalmente tra i banchi di scuola non le colgono, non le apprendono, perché avere un contatto con dei relatori illustri come quelli che oggi si sono alternati nel nostro auditorium o con testimoni privilegiati è sicuramente una grande risorsa. E io voglio aggiungere anche un aspetto che secondo me è di particolare importanza. Noi siamo un polo tecnico professionale, il Gallo Sciascia è questo, è una bella realtà che sta muovendo i primi passi
classi da settembre ad oggi, ma vuole educare, ha come obiettivo la formazione, l'educazione dei ragazzi non solo dal punto di vista tecnico, professionale, quello è insito nell'indirizzo di studi, culturale in senso lato. Noi formiamo delle persone, formiamo dei futuri professionisti del domani che devono avere delle conoscenze approfondite in tutti i campi, nessuno escluso. È una sorta di umanesimo tecnologico che ispira il nostro agire, le nostre programmazioni didattiche. Quindi oggi ancora una volta la nostra scuola vuole rappresentare una realtà, si vuole affermare come una realtà culturale importantissima per la città di Agrigento e per la provincia.